conflitto mondiale, no, Ivan? Esattamente, Alessia, parliamo di esuli Giuliano Dalmati, la cittadina è Fertilia, e il nostro format è sempre un crescendo. Noi partiamo Sì. quasi sempre dal territorio, quindi abbiamo raccontato questo festival che si sta pensando a pochi chilometri da Palermo a Bagheria. Adesso viaggeremo su un treno nazionale, perché è un progetto, è il treno del ricordo, Mhm. fortemente voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo facciamo con il regista del film Rotta 230, Ritorno alla terra dei padri. Ritorna con noi Igor Bidau. Grazie Igor, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Siamo sempre molto felici di poterti ospitare nel nostro format cinematografico, grazie alla splendida Raffaella Spizzichino che, devo dirti, da un mesetto, da quando tu stai portando in giro il film, ci ricorda questo appuntamento con te. Oggi lo facciamo perché è il 24, Sì, diciamo che c'è il capolinea Sì, del treno. del treno a il Sassari. 24 il treno per la prima volta fa capolinea a Fertilia in Sardegna Mhm. e lo Esatto. fa per dare un messaggio molto forte perché a Fertilia c'è una comunità di esuli istriano-dalmati che hanno saputo e hanno avuto la forza di raccontare le loro vicende. Mhm. L'hanno fatto attraverso il film di cui ho curato la regia, Rotta 230. Quindi questo treno chiude questa linea immaginaria e questa rotta che riporta alla casa dei padri. Senti Igor, Fertilia dunque, leggo dalla sinossi del film, diventa dunque in questi anni emblema di rinascita e inclusione grazie appunto all'importante lavoro che è stato svolto dall'associazione Egea, e tu hai avuto il compito Esatto. di amplificare questo lavoro. A Fertilia è nata una seconda e una terza generazione di esuli, gli piace chiamarsi, che hanno deciso di raccontare la storia dei loro genitori. E grazie a Federico Marongiu e Mauro Manca è stato fondato il Museo Egea, che è diventata un'istituzione regionale e attraverso questa grande volontà poi è stato deciso di raccontare la loro storia, la storia di Fertilia, ma soprattutto la storia di Giulio Marongiu attraverso il film. Allora, facciamo così, andiamo anche in FM così raccontiamo agli amici che ci stanno ascoltando in radio che cos'è appunto Rotta 230, Ritorno alla terra dei padri, e quindi raccontare un po' che cosa significa per queste persone raccontare appunto le vicende che hanno portato poi a spostarsi i propri genitori, i propri nonni. Allora, Grande Michael Jackson grande Michael Jackson con Beat qui su Radio In, Open Day Cinema. Ivan, vogliamo introdurre il nostro ospite anche in FM? È un carico di energia quello che ci dà Michael Jackson, Sì. come lo è anche il nostro regista che ritorna a raccontarci il suo ultimo lavoro dedicato al treno del ricordo, come è stato un po' definito, sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ricordare la tragedia degli istriani, fiumani e dalmati italiani che furono costretti ad abbandonare le loro terre. E con noi c'è Igor Bidau, autore del film Rotta 230, Ritorno alla terra dei padri. Igor, quanta emozione hai provato durante Mm. questo tour del tuo film, negli occhi magari di chi ha rivissuto, ahimè, questa tragedia? Beh, considera che il film nasce da un'idea, quella di ripercorrere la rotta di 53 famiglie che a bordo di 13 pescherecci, lasciata l'Istria, arrivano a Chioggia, il comune di Chioggia gli dona questi pescherecci, Mm. circumnavigano l'Italia e arrivano a Fertilia. Tra questi uno che all'epoca era bambino, Giulio Marongiu, dopo 77 anni decide con una barca simile a quelle
che li aveva fatti arrivare in questo posto in Sardegna, decide di ritornare per la prima volta a Pola e quindi compiamo questo viaggio durato 3 mesi a bordo di una barca, circumnavigando l'Italia e ritornando in Istria. Quindi facendo il percorso inverso, insomma, che fecero i suoi genitori e quindi immagino appunto le emozioni poi provate da questo figlio che ricorda quello che sono state sicuramente i racconti che gli hanno fatto i propri genitori. Esatto, attraverso Giulio però raccontiamo la storia di tutti gli esuli, quindi questa barca diventa un simbolo, Mm. l'equipaggio è il simbolo di tutti gli esuli che hanno dovuto lasciare quelle terre dopo la seconda guerra mondiale e ricuce una ferita profonda che nel caso di Giulio è durata 77 anni. Immaginatevi anche l'emozione di Giulio nel rivedere la propria città natale che non aveva rivisto da 77 anni. Quindi è stato un viaggio emotivo molto coinvolgente e travolgente. Mhm. Senti, vogliamo vedere dei Sì, frammenti di infatti questo sono film, curiosa, sì. Alessia? Passiamo in... Dai, facciamo così, sì. esatto, mandiamo un po' di musica, così abbiamo la possibilità di mandare in onda anche appunto spezzoni del film e quindi intanto Luna Pop, sì. E quindi mandiamo questi Sì, spezzoni, andiamo in Giuseppe. trailer. Definire questa esperienza con una sola parola è difficile, perché mi viene da dire un'avventura. L'onda del mare accarezza la prua. Un filo di vento spiega una vela. La chiglia sorveglia il fondale. Clizia, tu ti spieghi al tuo comandante per la ragione di una farfalla volare, per far grande un navigante, per raggiungere un cielo di stelle al tuo fiero equipaggio. Ho impostato subito l'equazione campo sta prigionia, perché non era la vera libertà quella che mio padre ci aveva regalato. Come Sardegna sta libertà, la vera essenza, la vera compiutezza della libertà l'ho conosciuta a Fertigno. La battaiola tiene per mano il suo motore, si bagna di sale a guardia del mare, sorveglia il timone, sussurrandole dove andare. Da prua a poppa un bacio del sole, tra la murata dritta una mareggiata. La catena dell'ancora tiene stretto quell'orizzonte da cui nasce un nuovo giorno, da cui si sdraia un tramonto. Un'esperienza di orizzonti, perché la prima cosa che accade quando ti metti in barca è che hai un orizzonte davanti e quello che fa l'orizzonte ti sposta già in un altro punto. Quello che succede in un viaggio come questo, che ti mette a contatto, la prima cosa che fai è cerca te stesso. E allora intanto continuano anche a scorrere tra poco le immagini del trailer molto lungo, molto importante, appunto con le testimonianze proprio di chi ha fatto effettivamente questo viaggio e dei figli. In collegamento con Igor Biddau, il regista di Rotta 230 Ritorno alla terra dei padri. Una delle cose che mi vengono in mente, che però vorrei che fosse una riflessione fatta anche in FM, riguarda proprio gli esuli, il mare, il fatto di doversi spostare a causa, in questo caso appunto, della prigionia. E infatti c'era questo parlare di prigionia e di libertà. La Sardegna in questo caso appunto è stata terra di libertà. Ecco, è successo 80 anni fa.
Oggi succede non agli italiani, Una a triste qualcun attualità. altro, è veramente però un tema attuale, esatto Ivan. Allora entriamo in FM. in FM così ne parliamo anche a chi ci ascolta in radio. Se ci sarà il Luna Pop qui su Radio In, continuiamo a parlare di Rotta 230, Ritorno alla Terra dei Padri, con il regista Igor Bidao. Ivan. Sì, il film è prodotto da Gianluca Vania Pirazzoli per Time Multimedia, è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e trasmesso dalle reti Rai in tutto il mondo, segno evidente che la portata e i contenuti di questo lavoro filmico sono ancora, come diceva bene Alessia, Igor, di attualità. È inevitabile pensare ai viaggi della speranza, no Igor? Esatto, e volutamente è stata fatta anche una scelta dal punto di vista stilistico nel raccontare questa cosa. Non abbiamo utilizzato immagini di repertorio, abbiamo ricreato le situazioni in cui si sono ritrovati gli esuli attraverso delle immagini moderne, nitide, in modo che non ci fosse la possibilità di confondersi con qualcosa che fosse lontano dalla nostra memoria e dalla nostra storia. Ed è importante ribadirlo. Soprattutto abbiamo messo risalto sulle emozioni, le relazioni delle persone, che sono quelle poi che si ritrovano in modo universale in tutti gli esodi e in tutte le guerre. Quindi è stato fatto proprio un lavoro di ricerca voluto, mirato, nel mantenere questo messaggio più contemporaneo possibile. Non solo, ma questo anche appunto delle immagini nitide, delle immagini a colori, del racconto al presente. Penso che possa essere molto di impatto per chi lo guarda, perché si immedesima ancora di più, no, nella storia dei protagonisti. Esatto, era proprio questa la L'obiettivo. volontà, l'obiettivo, e soprattutto abbiamo volto lo sguardo alla bellezza di quello che potevano essere i posti, nonostante il dramma, nonostante il dolore che provavano. Abbiamo posto l'accento su quello che poi gli ha dato la forza di andare avanti, cioè riuscire a trovare un mondo nuovo e un modo nuovo per ricostruirsi una vita. E poi mi permetto anche di aggiungere un'altra cosa. Nelle parole che abbiamo sentito nel trailer si parlava anche di inclusione, di come sono stati accolti dai sardi, dal popolo sardo, appunto, questi esuli. Ed è vero Igor, mi inserisco proprio sul solco di quello che sta dicendo Alessia, perché appunto rimarrà un'importante impronta di questo progetto proprio il 24 febbraio a Sassari, alla stazione ferroviaria, dove si potrà visitare l'Ecomuseo Egea, un luogo dove sono custoditi appunto i ricordi anche di queste famiglie che poi sono state ospitate in questa magica terra che è la Sardegna. Esatto, a Fertilia c'è stata una sorta di miracolo. Tutte queste persone, non solo gli esuli istriano-dalmati, ma anche i coloni ferraresi che erano arrivati per bonificare le aree, e gli esuli ritornati, rimpatriati delle colonie, i sardi, si sono ritrovati in una condizione che li ha accomunati, e cioè quelli di un'estrema povertà. Questa cosa gli ha permesso di costruire una nuova famiglia, quindi c'è un forte senso identitario, non solo regionale, non solo per le radici che li porta da vari posti del mondo, ma anche quello di sentirsi accomunati da un destino comune. Quindi da necessità virtù e da sofferenza e dolore una volontà forte di rinascita. E questo infatti non a caso è stata scelta Fertilia per concludere il viaggio del treno del ricordo, perché questa comunità lancia un messaggio importantissimo. Senti Igor, chi vuole recuperare il film può trovarlo su Rai Play, su piattaforma? Sì, è disponibile su Rai Play, ogni tanto lo mandano in onda sui canali in chiaro. Comunque il modo più semplice
Rai Play Rotta 230. Igor, noi ti ringraziamo, è stato bello ritrovarti. Stavo controllando la nostra chat, eri venuto da noi a novembre del 2023 per presentare il tuo lavoro Doppia Coppia. Non ti chiedo a cosa stai lavorando perché c'è sempre stretto riservo da parte dei registi, ma sicuramente ti ospiteremo tutte le volte che vorrai, perché sei veramente in gamba e fai dei lavori molto molto importanti, Igor. Grazie mille, grazie, gentilissimi. E allora, grazie ancora a Igor Biddau, e quindi diamo appunto, ricordiamo che su Rai Play è possibile vedere Rotta 230 Ritorno alla Terra dei Padri. Intanto spazio alla pubblicità. Ciao ancora a Ciao, Igor, e ritorniamo Ciao. tra pochissimo Ciao, caro. qui su Radio In.